Buongiorno a tutti, ovviamente io cercherò non solo di parlare del singolo contratto a tempo determinato, del singolo contratto di apprendistato, ma cercherò di fare una panoramica un pochino più ampia su come si sta muovendo la regolazione del mercato del lavoro e quindi quali sono le traiettorie in qualche modo che si stanno definendo. E quindi partirei con un piccolo richiamo di alcune novità che sono state introdotte precedentemente a questo decreto, perché voi sapete che negli ultimi anni, per chi è qui da un po' di tempo, avrà già visto 2 o 3 riforme del mercato del lavoro, è un continuo cantiere. Però ci sono un paio di passaggi molto importanti e prima di questi passaggi normativi forse vale la pena richiamare una riflessione generale su come è cambiato il mercato del lavoro rispetto a 10-15 anni fa. L'aspetto più importante, l'aspetto più significativo del cambiamento è stato sostanzialmente che, a fronte di un mercato del lavoro che era caratterizzato da rapporti di lavoro stabili, di lunga durata, di lunghissima durata, molti rapporti duravano per un'intera vita, si è andati verso un mercato del lavoro cosiddetto molto più flessibile e che continua a incamerare flessibilità, che ovviamente ha richiesto anche regolazioni diverse. Qualcuno dice che è anche frutto delle regole, qui c'è un po' da riflettere se è la norma che determina o la norma acquisisce dei cambiamenti che stanno avvenendo. Sicuramente la maggior flessibilità del mercato del lavoro non può ricondursi tutto alle norme, anche fra il contratto tipico, perché i rapporti di lavoro dovrebbero avere come loro forma naturale un contratto a tempo indeterminato. Anche i contratti di tempo indeterminato oggi durano poco perché sostanzialmente le imprese durano poco, le imprese sono molto più flessibili, oggi ci sono, domani chiudono, ne apre un'altra, sono dei processi anche proprio nella nascita e nella morte delle imprese che determinano una flessibilità a cui non si può sfuggire semplicemente regolando la durata dei rapporti di lavoro. Abbiamo fatto un lavoro recentemente analizzando i contratti a tempo indeterminato e abbiamo verificato che negli ultimi anni più della metà dei contratti a tempo indeterminato non durano più di 3 anni, si concludono prima perché appunto c'è un movimento di imprese che nascono, muoiono, si concludono prima anche per scelte dei lavoratori che ovviamente non immaginano più la loro carriera tutta all'interno di un'azienda e quindi scelgono posizioni migliori, evoluzioni di carriera, cambiando lavoro. Questa premessa che ho fatto ci serve anche per capire meglio poi l'innovazione principale che c'è stata recentemente, che è quella sui contratti a tempo determinato. Ovviamente il mutamento nel mercato del lavoro con l'introduzione di una grande flessibilità e quindi di passaggi da un lavoro a un altro ha comportato anche tutta una serie di necessità e adeguamenti relativamente anche alle protezioni sociali. A questo riguardo anche l'innalzamento dell'età pensionabile avvenuto recentemente con la riforma Fornero ha comportato dei riflessi sul mercato del lavoro non
indifferenti. Pensiamo al fatto che prima sostanzialmente esistevano tutta una serie di strumenti per cui sostanzialmente un lavoratore che era prossimo alla pensione, quando dico prossimo gli mancavano 2-3 anni, eccetera, 3-4 anni, c'erano degli strumenti di accompagnamento verso la pensione che si potevano applicare. Con l'innalzamento dell'età pensionabile, misura uguale per tutti, eccetera, si è determinato un ulteriore elemento di precarietà, se vogliamo, all'interno del mercato del lavoro, cioè di tutti quei lavoratori che tipicamente gli ultra 55 anni che si trovano a perdere un lavoro e non avere più la prospettiva immediata dello scivolo verso la pensione. Anche questo crea un ulteriore elemento di precarietà a cui sostanzialmente si è posto rimedio con l'altro pezzo forte della riforma Fornero, che forse non è stato così considerato, almeno dal dibattito sui giornali, eccetera, però la riforma Fornero ha fatto un intervento estremamente importante sui meccanismi di tutela delle persone che transitano da un lavoro a un altro, e cioè meccanismo, l'introduzione sostanzialmente di due istituti noti come ASPI e mini ASPI, che vanno a sostituire la vecchia indennità di disoccupazione, che sono stati riformati in modo radicale rispetto a prima, nel senso che prima solo una quota, anche se importante, di lavoratori dipendenti potevano accedere a questi strumenti di protezione, mentre con l'ASPI e la mini ASPI sostanzialmente tutti coloro che perdono un rapporto di lavoro dipendente hanno la garanzia di avere un periodo di protezione sociale. Va ricordato, visto che abbiamo parlato di pensioni, che anche l'ASPI e il mini ASPI sono istituti assicurativi. Infatti nei contributi che vengono versati durante l'attività lavorativa c'è una parte di contribuzione versata dal lavoratore e una parte dell'azienda che viene versata in un fondo assicurativo che poi ritorna al lavoratore nel momento in cui dovesse incappare appunto nella disoccupazione. L'introduzione dell'ASPI e mini ASPI sostanzialmente va a sostituire quello che era il vecchio modello di tutela, che era la disoccupazione ordinaria classica, e affronta, diciamo, il problema secondo le nuove caratteristiche del mercato del lavoro, cioè una frequenza piuttosto elevata di periodi di disoccupazione, il fatto poi che i periodi di occupazione possono essere più brevi e come dire, che si possano cumulare nel tempo, e quindi introduce tutta una serie di regole sostanzialmente per cui il meccanismo di accesso alla protezione è garantito anche se ho una storia lavorativa precaria. Precedentemente sostanzialmente poteva accedere alla disoccupazione solo i lavoratori stabili in un certo senso, perché dovevano avere dei requisiti di versamenti eccetera accumulati nell'ultimo rapporto di lavoro. Insomma, c'era tutta una serie di regole che non andava incontro a chi aveva invece una storia lavorativa piena di rapporti di lavoro precari. Quindi ad oggi sostanzialmente tutti i lavoratori dipendenti, tutti indistintamente, indipendentemente dal
tipologia di contratto di lavoro. Per esempio fino a prima della riforma Fornero gli apprendisti che perdevano lavoro non erano tutelati dall'assegno di disoccupazione, mentre oggi lo sono. Ecco, dico questo perché se noi poi ragioniamo sul contratto a termine bisogna capire che sostanzialmente al termine, alla fine del rapporto di lavoro, il lavoratore può ad oggi accedere con molto più facilità e anche con molta più equità, io direi, nel senso che anche i meccanismi di calcolo, i meccanismi di accesso, le durate, l'entità dell'indennità ASPI è sostanzialmente molto più equa di prima, che era un meccanismo che sostanzialmente premiava il lavoratore stabile. Fatta questa premessa, quindi, per inquadrare un pochino gli ultimi cambiamenti che sono avvenuti, con l'ultima innovazione normativa denominata Jobs Act, si sono introdotte sostanzialmente due interventi ben definiti con un decreto legislativo, di cui uno dei due interventi in realtà poi nel momento della conversione in legge ha perso quasi la totalità della sua efficacia, per cui si è tornati al meccanismo precedente, mentre l'altro è stato consolidato anche se modificato. Si tratta di due interventi il cui obiettivo è quello, in una situazione di crisi come quella attuale, che voi sapete è sostanzialmente una crisi mai vista di queste dimensioni, si cerca sostanzialmente di dare molta più flessibilità al mercato del lavoro, sperando che questo superi alcune resistenze da parte dei datori di lavoro. Si è quindi deciso di intervenire sostanzialmente sul contratto a tempo determinato, che è il contratto che rende di maggior flessibilità, se vogliamo, all'interno del mercato del lavoro, per superare alcune regole e regolamentazioni che ne potrebbero, adesso lo dovremo verificare, limitarne l'uso da parte dei datori di lavoro perché ritenuto non adeguato, non conveniente, incerto. L'intervento è stato fatto su un paio di cose. Voi sapete che i contratti a tempo determinato sono caratterizzati dall'avere un inizio chiaro e una fine determinata. Per il datore di lavoro in un certo senso la fine determinata è anche un rischio, perché comunque deve pagare fino al termine, non può effettuare il licenziamento anticipato per nessun motivo, se non per motivi disciplinari e cose di questo tipo, ma per esempio per una crisi, un calo delle commesse, non è che il datore di lavoro possa ricorrere a un accorciamento del tempo determinato. Dicevo, quindi il contratto ha una durata, la durata dei contratti è regolata. Precedentemente la durata dei contratti poteva raggiungere massimo 36 mesi, però solo per una certa tipologia di contratti, per un'altra tipologia invece il massimo era 12. Le due tipologie sono quelle che vengono definite i contratti acausali, cioè senza un motivo specifico per cui invece che applicare il contratto a tempo indeterminato, che è la forma naturale dei rapporti di lavoro, scelgo di applicare quello a tempo determinato. Quindi senza motivarlo io potevo al massimo attivare contratti di rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi.
Se invece c'era la motivazione, la durata poteva essere maggiore, ovviamente doveva essere una delle motivazioni ammesse. Motivazioni ammesse tipiche erano per sostituzione di persone in malattia, in maternità, per il lavoro stagionale, per un'altra serie di motivi. Nel caso del contratto senza causale non poteva essere rinnovato, mentre nel caso del contratto con la causale poteva essere rinnovato per una volta, sempre entro il termine massimo cumulato, in questo caso di 36 mesi. Ciò che veniva posto come un problema è che questa distinzione tra contratto a causale e con la causale aveva dei confini non certi. Per le aziende spesso non era chiaro, o comunque non c'erano degli elementi di certezza, che aver scelto la formula del contratto senza causale era corretta o viceversa, che aver utilizzato la causale in una situazione X poteva essere contestata dall'ispettorato del lavoro, dall'INPS o dal lavoratore stesso, eccetera. Questa incertezza, ovviamente nell'incertezza uno cosa fa? Non si muove, è più cauto, no? Quindi l'idea di fondo è di cercare di superare questi vincoli, queste resistenze da parte dei datori di lavoro affinché si possa produrre nuovo lavoro, perché l'esigenza ad oggi è soprattutto quella di creare lavoro. Quindi il primo intervento che è stato fatto è stato quello sostanzialmente di abolire i contratti con la causale, cioè d'ora in avanti i contratti a tempo determinato non hanno necessità di una causale specifica e non c'è distinzione tra quelli con la causale e quelli senza. Qui resta in piedi un problema sulla questione dei contratti stagionali, no? Che non si è più che altro non tanto per la loro attivazione, ma c'è il problema rispetto alla durata che adesso vi vado a spiegare, perché l'altro elemento che rimane è che comunque la somma dei contratti di lavoro non può superare i 36 mesi. Ovviamente se questo elemento rimane, e dove prima c'era una deroga per il contratto stagionale, perché è ovvio che un albergo che apre, che ha la sua stagionalità trimestrale estiva, è ovvio che negli anni può richiamare sempre lo stesso personale e anche quindi cumulare più di 36 mesi, e sarebbe assurdo impedire un simile utilizzo della forza lavoro. Mancando adesso la causalità, come si fanno a individuare questi contratti? È un problema che probabilmente dal punto di vista tecnico si troverà qualche soluzione, insomma. L'altra innovazione sul contratto a tempo indeterminato è quella delle proroghe. Vi dicevo prima, le proroghe poteva essere solo una nel caso dei contratti con la causalità. Adesso vengono introdotte un numero di proroghe pari a 5, inizialmente il decreto legislativo ne prevedeva 7, poi nel momento della conversione in legge è stato ridotto a 5, e ciò significa che un datore di lavoro può, come dire, operare attivando più contratti anche brevi e sommandoli in sequenza per 5 volte. Questa modifica è stata fatta con uno scopo, almeno
l'idea di fondo è che in una situazione come quella di adesso, in cui c'è qualche segnale di ripresa economica, in cui comunque le imprese operano con delle prospettive molto brevi, nel senso che hanno delle commesse brevi, che non sanno fra 2 mesi cosa succederà, eccetera, e quindi rispetto a questo il fatto che è probabile che in alcuni casi ricorrano a dei contratti a tempo determinato breve. L'aver poi invece una regola che ti impedisce di rinnovarlo perché magari ti arriva un'altra commessa è una regola che in qualche modo non tutela quel lavoratore che ha iniziato quel primo rapporto a tempo determinato, perché in quel caso l'impresa cosa faceva? Chiudeva quel rapporto con quel lavoratore e ne assumeva un altro. Quindi l'idea del moltiplicarsi delle proroghe è paradossalmente quella di dare un po' più di continuità ai rapporti di lavoro che si instaurano. Vedremo poi nella pratica se effettivamente queste ipotesi si traducono in realtà. In realtà poi, se andiamo a vedere anche i numeri, le cose, come effettivamente si muove il mercato del lavoro, gran parte dei rapporti di lavoro a tempo determinato hanno comunque una durata abbastanza lunga, generalmente una buona fetta di rapporti o si chiudono definitivamente o si trasformano a tempo indeterminato e anche con una certa quantità, per cui poi anche quest'idea che il tempo determinato è il male assoluto è forse un'idea un po' alimentata da alcune polemiche fra le parti politiche, ma poi se andiamo a vedere la realtà, insomma, non è proprio così. Il contratto a tempo determinato ha svolto e svolge una sua funzione, una sua necessità. L'altra cosa del contratto a tempo indeterminato che vorrei evidenziare, perché può interessarvi, perché è importante, è che è stata introdotta una clausola del diritto di precedenza. Sostanzialmente un lavoratore che ha avuto un rapporto a tempo determinato di una certa durata, cioè superiore a 6 mesi, ha il diritto di precedenza qualora quella stessa azienda proceda ad assumere a tempo indeterminato. È un aspetto importante perché tende a far sì a salvaguardare, a tutelare il lavoratore per poter stabilizzare la sua opportunità, perché è stato messo solo per quelli che hanno 6 mesi di durata e non quelli con meno mesi, evidentemente perché un contratto a tempo indeterminato è un rapporto forte tra azienda e lavoratore ed è evidente che non si può costringere i datori di lavoro, anche a fronte di contratti di durata minima 10-15 giorni, un mese, a poi garantire questo diritto di precedenza e quindi a dover assumere le persone non avendo scelte. Se invece il datore di lavoro ha accumulato un rapporto continuativo per 6 mesi, si ritiene che il cosiddetto periodo di prova è superato, la persona è gradita all'azienda. Ecco, questo è importante. È importante anche sapere, per voi che probabilmente ne avrete esperienza di questo tipo di contratto, che per effettivamente disporre di questo diritto di precedenza, il lavoratore deve sostanzialmente confermare l'intenzione di utilizzare il diritto di avvalersene e quindi deve
scriverlo all'azienda entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'ultimo aspetto che è cambiato nei rapporti a termine è quello sui limiti quantitativi. I limiti quantitativi c'erano già prima, sono stati un po' modificati in percentuale, però questo è un aspetto un po' tecnico che forse interessa meno i lavoratori, interessa più le imprese. Ciò che è importante capire è che un datore di lavoro non è che possa assumere il 100% dei suoi lavoratori con contratto a tempo determinato, la percentuale è il 20% sostanzialmente, con tutta poi una serie di regole e di deroghe, in un caso o nell'altro può essere aumentato un pochino, in alcuni casi vale il fatto, per esempio c'è tutto un problema anche di regime transitorio, perché prima il livello era più alto e quindi ovviamente se si è già sopra il livello l'impresa non incorre in una sanzione. L'altro aspetto è che sostanzialmente differentemente da prima, dove era prevista la trasformazione del rapporto di lavoro se si superava, adesso non c'è più questo tipo di sanzione, ma c'è una sanzione pecuniaria per l'impresa, no? Quindi sostanzialmente l'impresa deve versare una percentuale del salario a una sanzione pecuniaria misurata sulla percentuale del salario, il 50 o il 20% a seconda dei casi. Questi sono gli elementi di fondo cambiati rispetto al contratto a tempo determinato. L'altra misura che vi dicevo, che è stata presa all'interno del Jobs Act, erano degli interventi sull'apprendistato. Erano degli interventi che prevedevano sostanzialmente una riduzione, diciamo, dell'impatto regolamentatorio sulla quota di attività formativa nei contratti di apprendistato. Di fatto poi questo è stato, hanno dovuto in qualche modo, anche per non incorrere in alcune sanzioni dell'Unione Europea sui contratti di formazione, ritornare alla formulazione precedente, per cui l'apprendistato rimane sostanzialmente come era già stato regolamentato precedentemente. Vi ricordo che il contratto di apprendistato è un contratto rivolto ai giovani, massimo 29 anni, ed è un contratto che comprende una parte di prestazione lavorativa e una parte di attività formativa. Ci sono 3 formule di apprendistato: c'è un apprendistato per chi deve raggiungere la qualifica professionale nell'ambito dell'obbligo formativo, sostanzialmente; c'è un apprendistato professionalizzante, che è quello più utilizzato per chi deve raggiungere una qualifica professionale non in termini formali, quali come assolvimento del diritto alla formazione, agli studi. E poi c'è una terza forma di apprendistato di alto livello che sostanzialmente è quasi inutilizzato. Il vantaggio dell'apprendistato, cioè l'obiettivo dell'apprendistato, è sostanzialmente quello di un contratto di lavoro attraverso il quale uno apprende un mestiere. Questo è l'obiettivo formale dichiarato. In realtà l'apprendistato è ancora molto utilizzato perché costituisce un contratto che ha dentro di sé dei costi inferiori per l'impresa, ha dei costi inferiori perché ci sono delle agevolazioni contributive, addirittura ecco nell'ultimo anno sono state ridotte soprattutto per le imprese sotto i 9 dipendenti che hanno praticamente azzerato i versamenti contributivi, mentre per le altre imprese sono il 10% del salario, quindi comunque più bassi che per gli altri lavoratori.
e quindi questo è un elemento di risparmio. L'altro elemento è che con l'apprendistato rispetto ai contratti collettivi nazionali si può applicare un livello inferiore di retribuzione, e quindi anche la retribuzione per il lavoratore è più bassa e quindi anche per l'impresa il costo è inferiore. Questo è il quadro attuale su apprendistato e contratto a tempo determinato. Nel Jobs Act è scritto esplicitamente che la riforma del contratto a tempo determinato avviene nelle more, come si dice, cioè in attesa dell'introduzione del contratto di lavoro unico a tutele crescenti. Quindi ciò che ci dobbiamo aspettare è un'ulteriore riforma di cui si sta discutendo, che dovrebbe anche sostituire queste forme contrattuali. Immagino che l'apprendistato rimarrà, perché ha una sua, probabilmente a quel punto potrà prendere proprio la sua funzione di contratto esclusivamente per la formazione professionale, perché l'idea di fondo è quella di introdurre invece un nuovo contratto unico a tutele crescenti. Significa che sostanzialmente man mano che quel contratto di lavoro, che un contratto di lavoro con un datore di lavoro si prolunga, per il lavoratore aumentano le tutele. Quindi diciamo nella fase di inserimento è più facile per l'azienda interrompere il contratto di lavoro. A questo punto ovviamente potrebbe aver senso eliminare il contratto a tempo determinato, perché il contratto continuo permetterebbe comunque nella fase iniziale di un rapporto di lavoro di interromperlo con una certa facilità, però poi quando il rapporto si è costituito con una certa durata aumentano le tutele, diventa più stabile per il lavoratore. Ora qui io non posso che tratteggiare così il concetto che c'è sotto. Ciò che come sarà effettivamente regolato lo vedremo se verrà introdotto, perché poi siamo sempre a un se. Concludo anche con un'ultima cosa che può interessare, che mi hai dato tu lo spunto prima Piero Selle, quando mi ha accolto qui, mi ha richiamato Garanzia Giovani, che penso possa essere una cosa che interessa. Garanzia Giovani è un'iniziativa dell'Unione Europea, è un programma dell'Unione Europea che adesso è partito in Italia. È un programma di interventi proprio finalizzato all'occupazione giovanile. Quando noi parliamo di giovani in Unione Europea si intende 15-25 anni, in Italia intendiamo 15-29, per cui il programma Garanzia Giovani lo applichiamo tra 15 e 29 anni. È un programma che prevede una serie di interventi per l'inserimento al lavoro dei giovani. Tutto il programma ruota attorno al fatto che i giovani diano la propria adesione al programma stesso, cioè diano il loro interesse. Il canale attraverso il quale dare il proprio interesse e poi avviare eventuali interventi di supporto sono soprattutto i centri per l'impiego pubblici della provincia, nonché i soggetti privati accreditati che possono erogare servizi per il lavoro. Se voi andate nel sito nazionale del Ministero del Lavoro, Click Lavoro, e quello regionale per i servizi al lavoro, Click Lavoro Veneto, trovate informazioni a questo riguardo e trovate anche la possibilità di dare l'adesione direttamente online senza presentarsi al centro per l'impiego, che poi chiamerà i giovani, farà un colloquio. Attualmente nel primo mese e mezzo sono circa in Veneto 8.000 giovani che hanno dato l'adesione, di questi già
più o meno la metà hanno fatto colloqui, qui parlo in provincia e so che quindi i vostri centri per l'impiego sono fortemente impegnati in questa attività, e colloqui dove il primo colloquio dove oltre ad essere spiegato i vari tipi di interventi viene ricostruito il profilo professionale del lavoratore, il curriculum eccetera, che poi servirà anche a tutti quei soggetti che metteranno in campo delle attività per facilitare l'inserimento lavorativo, per individuare le persone che più si adattano alla proposta. Che cosa permette di fare Garanzia Giovani in soldoni? Anche perché la Regione Veneto, devo dire, ha scelto una strategia molto ancorata su interventi che permettono al giovane di mettere un piede in azienda, perché quindi poco orientamento quelle cose, anche perché gli interventi sono stati fatti, comunque viene garantito un colloquio di orientamento a tutti i giovani iniziale, che viene erogato con le risorse standard dei servizi pubblici. La focalizzazione invece è su stage e tirocini. Ovviamente vengono approvati progetti a soggetti promotori che possono essere pubblici o privati, che abbiano però già individuato l'azienda, il profilo professionale, tutto, quindi tirocini veri, e qui viene finanziata sostanzialmente una borsa, chiamiamola di studi, borsa lavoro al tirocinante. L'altro intervento sono sulla formazione, su interventi di formazione non eccessivamente lunghi, ma anche qui verranno approvati solo progetti che prevedono il coinvolgimento diretto di una serie di imprese, quindi il soggetto, l'ente formatore che presenta il progetto deve mostrare di avere già l'impresa dietro dove far fare eventualmente tirocinio, anche perché poi i progetti che più verranno attenzionati, diciamo, saranno quelli proprio che prevedono formazione ma anche tirocinio con l'azienda. Poi ci sarà anche una quota di intervento per la mobilità territoriale, quindi per dei progetti anche di tirocinio all'estero. Anche qui però il progetto non deve essere un progetto astratto, non deve avere un'azienda dietro, deve esserci un'occasione concreta per i giovani di mettere piede in azienda. Ci sarà anche una piccola quota di risorse destinata, per i casi più difficili, ad azioni di orientamento. Da ultimo ci sarà anche una quota riservata proprio al collocamento diretto, al fatto che questa è rivolta soprattutto alle agenzie private che riescano a collocare i lavoratori. Non entro nel meccanismo, ma anche questo. Più un'ultima quota di risorse che viene destinata come incentivo all'assunzione per le aziende che trasformano per esempio un tirocinio in un rapporto di lavoro. Su questa iniziativa in Veneto il budget messo a disposizione non è un budget minimo, ma ha una certa consistenza, sono 80 milioni di euro, per cui c'è un certo lavoro. Penso che sia di vostro interesse, qui non vedo molte persone sotto i 29 anni, però di dare comunicazione, insomma, ai giovani che conoscete, che c'è questa opportunità, che il primo passaggio che devono fare sostanzialmente è dare l'adesione al programma e presentarsi al centro per l'impiego. Con questo io ho concluso il mio intervento, penso che possa